Diva FM presenta Made in Polesine, la rubrica settimanale che racconta le eccellenze del Polesine. In studio Leandro Maggi e Davide Stefanelli. E allora siamo pronti per iniziare questa nuova puntata di Made in Polesine e siamo anche pronti per iniziare il 2022, visto che questa è veramente la prima puntata dell'anno nuovo. Allora, benvenuti, naturalmente buon anno da parte mia, Davide Stefanelli e Leandro Maggi, buon anno ascoltatori. E allora com'è andata? Avete festeggiato? Avete mangiato, avete ballato, insomma, no, ballato non si poteva. No, per quello che si può fare, ma mangiare magari, si poteva. Magari in casa, insomma, con qualche amico, insomma, qualche ciacciaccia, magari anche davanti alla televisione, qualche ciacciaccia. Vabbè, dai. Allora, dicevo, nuova puntata, prima puntata del 2022 e adesso andiamo parleremo del 2021. Parleremo, insomma, naturalmente di questo 2021 che sembrava l'anno della rinascita dopo un 2020 che abbiamo cancellato. Un paro di cifre. Però i titoli sono tutti riferiti all'anno appena concluso, proprio il 2021 è finito proprio male. Vabbè. Dai. Allora, il primo che andiamo ad affrontare, cosa a ricordare del 2021, insomma, l'anno appena finito. Poi personaggi polesani appunto dell'anno, poi personaggio rivelazione del 2021, ancora personaggio politico. Dovevi aspettavi aspettavo l'intermezzo, poi ultimo ma non ultimo, buoni propositi, naturalmente riferito al 2022. Bene, questi titoli di oggi, ci fermiamo un attimino e poi partiamo. Siamo pronti quindi per iniziare questa prima puntata del 2022, andiamo subito ad affrontare il nostro primo titolo, cosa a ricordare del 2021. Allora facciamo un distinguo, sì. Si parla di storia e si parla di memoria. La memoria implica noi, cioè le cose che ci ricordiamo noi personalmente, sì. Però che ha fatto la storia nel 2021 sono stati secondo me tutti i vari successi dell'Italia. Fino agli ultimi mesi, l'ultimo mese che purtroppo lo stiamo ricordando solo per questo Covid che non ci lascia, ma in primis i Maneskin vincono il Sanremo e poi vincono l'Eurofestival. Complimenti, sono diventati la band più citata, più scaricata nel mondo. L'Italia ha vinto gli europei di calcio, sì. Nelle Olimpiadi che si chiamavano del 2020 ma erano le Olimpiadi del 2021. L'Italia ha veramente fatto un successissimo, salto in alto, la corsa, il nuoto, eccetera. Forse sotto questo aspetto l'anno migliore per quanto riguarda i trofei italiani. Mi ero dimenticato Laura Pausini che aveva vinto il Golden Gate, una cosa così. Vabbè, insomma, quindi complimenti all'Italia. Quindi quando vogliamo l'Italia è forte. Quindi questa sarà la storia del 2021. La memoria è che ancora abbiamo le mascherine, ancora però ecco, ci faceva piacere ricordare in questa puntata che sarà celebrativa di un 2021 che se ne dica qualche cosa positiva l'ha avuta. E ricordiamo appunto questi fatti soprattutto quelli positivi, insomma, visto che siamo proprio all'inizio dell'anno, iniziamo proprio con i buoni propositi, insomma. I prossimi post sono Basso Polesini centrici, perché parleremo di personaggi che nel Basso Polesine secondo noi ci si sono distinti. Vabbè, insomma, noi siamo anche Made in Polesine, quindi la dice tutto. Forse dovremmo chiamarla Made in Basso Polesine. Basso Polesine, ma no. Vabbè. Allora, dai, primo argomento se n'è andato, tra pochissimo torniamo. Siamo ritornati, siamo sempre noi quelli di Made in Polesine, Radio Diva e Made in Polesine Web TV, Davide Stefanelli, Leandro Maggi. Lo ricordiamo che Made in Polesine va in onda ogni sabato tra le 11 e mezzogiorno, poi replica la domenica mattina tra le 10 e le 11. Quindi in questa settimana proprio siamo caduti a fagiolo con il primo dell'anno e il 2 naturalmente. Ok, allora. Altro titolo, personaggio polesano dell'anno. Chi può essere? L'abbiamo detto nel post precedente, noi siamo Basso Polesini centrici. Tra l'altro molti mi contestano che parlo sempre di Basso Polesine. Allora io sono basso polesano orgoglioso, perché siccome... È convinto, no, perché poi dopo, l'abbiamo sempre detto, la morfologia del nostro territorio è a sigaro, quindi c'è veramente l'alto, il basso e il medio. Noi siamo basso polesani ma siamo forti. E felici di esserlo.
e felici di esserlo. Bravo Davide, bravo. Bene. Personaggio secondo me polesano del 2021 è Nicola Veronese. L'abbiamo celebrato poco tempo fa, abbiamo fatto dei post, delle interviste eccetera. È un ricercatore di Taglio di Po, ma questo a prescindere dal fatto che io sia di Taglio di Po. Sì. Però è veramente un ragazzo che merita di essere celebrato, perché oltre che essere professore all'Università di Palermo è tra i 500 studiosi mondiali più citati e più letti. Quindi chapeau a Nicola Veronese. Io trovo molto spesso la mamma che ogni volta mi dice: hai visto Nicola che bravo? Ed è la Mafalda, che è appunto la mamma. È giusto, la mamma poi è sempre la mamma, ma è giusto che sia orgogliosa di suo figlio, di Nicola, che penso abbia 39 o 40 anni, e comunque è uno degli scienziati più celebrati. Tra l'altro ha una specialità della medicina particolare che è riservata agli anziani. E quindi bravo. Nicola Veronese, secondo noi, penso anche te, quindi, sì, vabbè, certo, sì, visto che l'abbiamo conosciuto ambedue, personaggio del Basso Polesine del 2021. Molto bene, ecco qua. Vabbè, ci assentiamo un attimino e poi abbiamo altri personaggi da scoprire. Siamo ritornati e siamo pronti per continuare la puntata di oggi di Made in Polesine in questo 1 gennaio 2022. Suona un po' adesso, non ci siamo ancora abituati, insomma, a dire 2022, ma molto spesso ci sbaglieremo, come succede sempre tutti gli anni, insomma, perché quando sono abituato. Comunque dai, ok. Allora parliamo a questo punto del personaggio rivelazione, scusa, perché dopo tu ieri sera hai bevuto un pochino. Ieri sera hai fatto bagordi e stamattina sei un po', ma non sono ubriaco. No, lo spieghiamo ai nostri ascoltatori. Io a 5 minuti alle 10 ero qua, lui era ancora in pigiama e lui c'ha le braghe del pigiama sotto, ma non si dice, ma sappiatelo. Detto questo, rivelazione. La rivelazione, secondo me, tutti gli artisti che abbiamo conosciuto in questo 2021, tra tutti gli artisti e pittori, ricordiamo, non so, anche il gruppo dei pittori di Portoviro, la mia amica Dumas, che è la presidente di questo gruppo, ma abbiamo conosciuto musicisti, abbiamo conosciuto pittori e non solo, però secondo me due sono i personaggi di rivelazione. Uno a Portoviro, che è Lodovico Antico, che abbiamo visto il nostro amico, che salutiamo, che abbiamo visto il suo presepe, perché stiamo parlando di artisti del presepe, ma soprattutto Luciano Milani, che ha fatto dei presepi che sono delle vere opere d'arte. Io l'ho chiamato nel mio post l'atelier, ha nella sua casa una raccolta di una settantina di presepi fatti da lui, sono uno più bello dell'altro, quindi secondo me rivelazione degli artisti, questi artisti che sono un po' nascosti. Per esempio Milani salta fuori ogni anno solo a Natale, esatto, e poi dopo tutto l'anno fa i suoi presepini, un anno di tempo per preparare tutto quanto. Quindi bravi, e naturalmente tra tutte le persone in rivelazione ricordiamo, come abbiamo detto, tutti gli artisti che da noi fare l'artista non paga, lo fai solo perché sei appassionato, ti piace farlo, insomma. Ti piace farlo. Ecco. E c'è gente che dedica veramente ore e ore e ore. A Taglio di Po, per esempio, c'è un mio amico che si chiama Gennari Luciano, che lui ha la passione di mettere a posto le cose piccolissime e ha una ventina di tornio per gli orologi. Ma è una cosa straordinaria, cioè ci sono delle punte di trapano che possono fare il buco a una corda di chitarra. Cioè, io rimango ogni volta stupito. Quindi, secondo me per fare anche questo tipo di operazioni, al di là, insomma, proprio di precisione, devi avere una pazienza enorme, cioè non devi aver fretta di fare le cose. Se oggi sei stanco, lascia pure stare, lo farai domani. Però insomma, bisogna essere appassionati per fare queste cose. Non bisogna essere nervosi come Chip Chop qua. Noi siamo sempre siamo in corsa di corsa, e quindi non abbiamo mai il tempo di fare le cose, insomma, non dico per bene, ma insomma facciamo un po' alla Carlona. Ciappa e butta là. Dai. Comunque bravi. Rivelazione dell'anno, quindi secondo il nostro piccolo sondaggio, Luciano Milani. Dai, ci sentiamo tra pochissimo.
Bene, siamo ritornati e adesso siamo pronti per continuare ovviamente Medi Polesine. Abbiamo parlato di personaggi polesani, abbiamo parlato di personaggi rivelazioni e adesso parliamo del personaggio politico rivelazione. Allora, ce ne sono tanti personaggi politici del nostro Quale potrebbe delta. essere? Allora, li citiamo tutti. Innanzitutto c'è il nuovo presidente della provincia, che è il sindaco di Stienta Ferraresi, che gli facciamo gli auguri, però come detto prima siamo basso polesine centrici e allora parliamo dei personaggi politici del nostro delta. Possiamo parlare di vari sindaci, da Francesco Siviero a Taglio di Po, dalla Maura Veronese a Portoviro, da Domeneghetti a Corbola, spero di non dimenticarli qualcuno, da Rosolina, che è stato eletto poco tempo fa il sindaco di Rosolina, che naturalmente non mi ricordo il nome, la Beltrame, che è di Ariano, però secondo noi il sindaco che è un pochino più è diventato personaggio, perché è anche personaggio social, è Pizzoli Roberto, il sindaco di Portotolle, che effettivamente è onnipresente, quindi paga il fatto di essere sempre sui social. Secondo noi sì, noi che un po' di social viviamo, e quindi è un complimento da una parte al sindaco Pizzoli, una tiratina di orecchie dei vari sindaci che non sfruttano questo grande mezzo che sono i social, da Facebook a Instagram adesso anche a TikTok eccetera, sì, perché è una maniera per essere in contatto con i cittadini, e molto spesso infatti i sindaci hanno paura di questo, invece dovrebbero affrontarli. Una regola poi dei social è che quando vieni criticato devi rispondere, e molto spesso invece non rispondono oppure cancellano, esatto, come se non fosse successo niente, e questo insomma, è un grosso errore, mentre vabbè. appunto parlando di personaggi politici secondo noi del 2021 che si sono distinti perlomeno in questo campo, parliamo di Pizzoli, che effettivamente è molto presente nei social. È quello più attivo. Qualcuno contesta, è mai sempre nei social. Può darsi, può darsi, però perlomeno visto che conosciamo anche la squadra, ha una squadra dietro di lui che, oltre lui, che è molto presente e fa sapere quello che il suo comune fa, è una squadra che lavora molto bene. Quindi chapeau a Portotolle. Complimenti, dai, va bene. Ok. Faccio una piccola chiosa. Un piccolo inciso, dai. È una cosa, un nostro sondaggio veramente molto casalingo. Non siamo né pagati da nessun politico né pagati lo stiamo facendo veramente col cuore, quello che abbiamo visto noi nel 2021, avendo un media di riferimento, avendo anche avuto la possibilità di incontrarli, di parlarne insieme. Sì, quindi non abbiamo nessun orientamento politico, ecco, se vogliamo. E se ce l'abbiamo ce lo teniamo per noi. Ecco, sì, quindi durante le nostre trasmissioni non lo facciamo, o non lo mettiamo in evidenza, insomma. È veramente un sondaggio casalingo. Bene, bene. Ci fermiamo tra pochissimo e poi tra poco l'ultimo argomento di oggi. Bene, questo 2021 se n'è appena andato, oggi infatti è il 1 gennaio 2022, però volevamo un po' mettere in evidenza quali sono stati i buoni propositi, appunto, penso di questo 2021 appena terminato. Allora, proprio quello che vorremmo dal 2022 si potesse svolgere e fare. Allora, innanzitutto vorremmo che diminuissero, addirittura si cancellassero i talk show sul Covid. Veramente non ne possiamo più. Cioè, abbiamo veramente in testa talmente tante notizie, tante informazioni contrastanti una contro l'altra che non ci capiamo più niente. Vorremmo poi che si eleggesse finalmente questo Presidente della Repubblica e non ci prendessero più la vita chi andrà, chi non andrà. Qualunque sia, sarà bravo, sarà quello che vogliamo, però ci state veramente massacrando gli zebedei anche da questo punto di vista. Zebedei, hai detto. Zebedei, sì. Bravo. Altro proposito, l'altro giorno ho intervistato un ex consigliere comunale di Taglio di Po che diceva ferma con le 4 frecce c'è la Romea commerciale. Il grosso proposito che vorrei io da polesano ed abitante dei Polesi, di questa zona, Fronte Romea, che finalmente si facesse qualcosa sulla Romea, che è diventata una delle strade più pericolose, più invivibili, perché se tu vai a Mestre non fai più di 60 all'ora. Non riesci a farlo di più. Esatto, e se la fai più vai a rischio e quindi succedono poi gli incidenti. E quindi, siccome in quel post che ho appunto citato si parlava di Romea commerciali, i soldi ci sono, il progetto è ormai definito eccetera, però negli anni passati si è deciso di dirottare i soldi sulla pedemontana o su altre cose.
E invece il nostro governatore, questo qua è il proposito che appunto mi dovrebbe dare un'occhiata un pochino non solo a Treviso, Padova e Venezia, ma anche al Basso Polesine, e magari portare la Traspolesana finalmente attaccata alla Romea, e questa qua sarebbe una cosa giusta. Esatto, sì. E finalmente fare questa Romea commerciale, che sarà che dovrebbe essere perlomeno un'autostrada, non so se a pagamento o meno, ma però perlomeno decongestionerebbe la Romea, che è adesso invivibile. Questo è il proposito che ho proprio nel cuore da dire. Questo progetto della Romea commerciale, adesso non vorrei sbagliare, però mi sembra che sia in ballo tra i 20 e i 25 anni. Sì, ma vedi che non è mai stata portata a termine, nel senso il progetto non è mai iniziato, c'è sempre stata la proposta di farlo, però di concreto veramente non c'è mai stato niente. E ancora adesso insomma, siamo messi nella stessa maniera. No, il colmo è che il progetto c'è, manca solo di dire che cominciamo a farlo. I soldi, tra l'altro, con questo PNRR, quindi ci dovrebbero essere. Bisognerebbe solo capire che effettivamente l'arteria tra Venezia e Ravenna in questo sistema è una strozzatura pericolosa, e quindi o ci mettiamo a mano, ferrovia, autostrada, quello che vogliamo, quindi effettivamente bisognerebbe che ci fosse un occhio un pochino meno strabico, cioè o più strabico verso il delta del Po da parte di chi ci governa in regione. Vabbè. Ma questa è un'altra storia. Vabbè, dai. E quindi finiamo un po' con un po' di polemica. Non vogliamo polemizzare poi più di tanto, visto che siamo proprio all'inizio dell'anno, però avremo tempo di polemizzare su questo argomento. Però la polemica è sempre stata la cifra della nostra trasmissione. Esatto. E quindi abbiamo finito. Ma che un cincin. Va bene. Ti sentiamo tra pochissimo per i saluti finali. E siamo così pronti per concludere la puntata di oggi di Mai di Polesine, la prima del 2022, e speriamo insomma di averne ancora tante da fare, perché noi non vogliamo mai, insomma, adesso da 6-7 anni insomma, che andiamo avanti tutte le settimane, quindi non vogliamo assolutamente. Allora, sì. A Natale ce l'avamo, al primo dell'anno ci siamo. Quanti soldi prendiamo? Ah sì, è questo, l'importante è questo. Lo dico, l'editore è lui. Però c'è il braccino corto. Ti offro un caffè se vuoi. Sì. Ti posso offrire un caffè. Il braccino corto, ma questa è un'altra storia. Dai, allora ci sentiamo come sempre la prossima settimana, sempre il sabato per la diretta e poi la domenica mattina per la differita. Con questo abbiamo veramente concluso. Ancora una volta l'augurio di un buon anno, ovviamente da parte mia, Davide Stefanelli e Leandro Maggi, e ci sentiamo tra 7 giorni ancora qui su Radio Diva e anche su Mai di Polesine Web TV. Va bene? Facciamo il nostro countdown, dai, lo facciamo, l'abbiamo fatto anche ieri sera, lo facciamo. Facciamo il countdown. 3, 2, 1, ciao a tutti! Diva FM presenta Made in Polesine, la rubrica settimanale che racconta le eccellenze del Polesine. In studio Leandro Maggi e Davide Stefanelli.